Amici di Sgairen Magazine, buongiorno dallo splendido borgo di Arquà Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia, di cui tra l'altro spesso vi abbiamo parlato sul nostro magazine. Oggi abbiamo la fortuna di essere con un vero arquatense doc, Alessandro Callegaro dell'azienda agricola Scarpon, che vuole dare qualche suggerimento per chi non conosce ancora il borgo di Arquà Petrarca o per qualche turista che magari nelle prossime settimane capiterà nei dintorni e vuole trascorrere qualche ora in questo borgo meraviglioso. Alessandro, qualche suggerimento, qualche consiglio? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Se volete visitare questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, vi consiglio innanzitutto di armarvi di scarpe comode, perché Arquà Petrarca è un borgo medievale strutturato, il centro storico è strutturato su 2 livelli e ci sarà un po' da camminare, diciamo, leggere salite. Vi consiglio soprattutto di visitare la casa del Petrarca. A mio parere è una delle case dei poeti che ho visitato più belle e merita veramente una visita. Al lato della casa del Petrarca trovate l'enoteca storica del borgo, che è l'enoteca da Loris, altra chicca che merita una visita. Lì potete assaggiare le tipicità euganee e fare 2 chiacchiere con i proprietari. Prendete nota. Un altro posto che vi posso consigliare è l'Enoteca di Arquà, in cui potete assaggiare lo spritz euganeo, un'altra chicca che trovate solo qua e solo dall'oste Pino, che è a 2 passi. Altra cosa sono i bigoli all'anatra dell'Osteria Il Guerriero e non può mancare la pizza gourmet dello chef Andrea Cesarone del ristorante Valpomaro. Queste sono proprio le chicche per chi fa una toccata e fuga al borgo. Ok, quindi insomma ecco delle chicche imperdibili dove c'è meraviglia, ma non solo per gli occhi ma anche per il palato e esatto. Per il gusto. Molto bene Alessandro, allora adesso andiamo a scoprire qualche altro angolo particolare di Arquà Petrarca da mostrare ai nostri lettori. Allora, tra le tipicità, tra i prodotti più tipici di Arquà Petrarca c'è la giugiola e ci troviamo tra l'altro proprio sotto uno splendido giugiolaro secolare. E chi meglio di te quindi per raccontarci qualche curiosità in merito ad un prodotto, ad un frutto che tra l'altro sta attirando l'attenzione di un numero sempre più crescente di pubblico, ma anche di realtà, di centri di ricerca, realtà alimentari. Quindi svelaci tutti i segreti della giugiola, come può essere utilizzata e perché finalmente possiamo dire di andare in brodo di giuggiole proprio ad Arquà Petrarca. Esatto. Allora, la giugiola è proprio il frutto principe di Arquà Petrarca. Diciamo che non si sa bene il motivo per cui sia rimasta fino ad oggi qui. Si sa comunque che la giugiola è arrivata in Italia al tempo di Augusto, con l'ultima parte dell'impero romano. Ne cita per primo in Italia di questo frutto Plinio il Vecchio. E possiamo dire che la giugiola è stata utilizzata al tempo dell'impero romano per addobbare, adornare i templi della dea purezza. È stata una delle fasi di maggior, diciamo, sviluppo di questo frutto, di questa pianta, dopodiché è caduta nell'oblio fino al Rinascimento con i Gonzaga, che hanno ricominciato l'utilizzo di questo frutto soprattutto per il liquore, quindi il brodo di giuggiole. Il brodo di giuggiole, andare in brodo di giuggiole è un modo di dire che risale nell'Accademia della Crusca del 1614, ma è anche una realtà. Il brodo di giuggiole infatti è un liquore a bassa gradazione alcolica, dolciastro, ed è un infuso di frutta, non solo giuggiole, infatti il termine brodo sta proprio a indicare questo, ma altra frutta dell'autunno, quindi giuggiole, mele cotogne, melograno e uva. Ogni famiglia contadina, diciamo, produceva il proprio brodo di giuggiole che lo utilizzava nel periodo invernale per gli acciacchi dell'inverno, quindi mal di gola e tosse. E oggi diciamo che siamo una realtà che si è messa a produrlo per farvelo conoscere. Quindi rispetto a quello che era il trend classico abbiamo cominciato a farlo per i terzi, certo, per i privati e per chi vuole assaggiarlo. E come vi dicevo, un liquore dolce si usa soprattutto sopra il gelato come fine pasto, quindi fresco, nei cocktail, su carni rosse, sui formaggi, quindi si può utilizzare in vari modi. Ritornando alla giugiola, praticamente la giugiola, come vi ho detto, arriva con l'impero romano, è di origine asiatica e è un big fruit, quindi è un frutto del benessere. Praticamente ha oltre 20 volte la quantità di vitamina C di qualsiasi agrume.
Si utilizza sia la corteccia, di cui non ovviamente in Italia perché le quantità di giuggioli sono poche, ma all'estero viene estratta dalla corteccia delle sostanze che normalmente si trovano in farmacia. La stanno studiando dal 2009 in America, in California, per quanto riguarda delle proprietà antitumorali. Altre cose che si possono fare con le giuggiole sono gli sciroppi, le confetture, le giuggiole sotto grappa, quindi si può utilizzare in vari modi. E soprattutto anche la pianta stessa è veramente bella sia vestita Sì, sia confermo. spoglia in inverno, quindi è una bella pianta. Sì, quindi insomma un frutto assolutamente versatile, Sì. che consente degli utilizzi molto diversi e diversificati, con una storia molto affascinante. Allora Alessandro, andiamo a scoprire come tu ce lo proponi e come ci Esatto. suggerisci di utilizzarlo. Andiamo insieme a vedere. Allora, eccoci quindi nel vero e proprio tempio della giuggiola, ma non solo, come ci mostrerà adesso Alessandro. Siamo infatti nel piccolo ma delizioso punto vendita che sorge proprio nel cuore del borgo di Arquà, dell'azienda agricola Scarpon. Alessandro, comincia subito a mostrarci qualche leccornia. Allora, con le giuggiole praticamente, se volete assaggiare le giuggiole fuori stagione e riscoprire comunque la loro croccantezza e il loro gusto, abbiamo le giuggiole sotto grappa. Praticamente queste, anche a chi non piace la grappa, diciamo, perché la giuggola ha la buccia esterna abbastanza croccante, quindi non fa penetrare l'alcol e di conseguenza ti mangi una giuggola ed è come appena raccolta nell'albero, quindi la puoi mangiare 365 giorni l'anno. Garantisco anche questo. L'altro prodotto ovviamente è la confettura di giuggiole, che è, diciamo che la parte più difficile per fare la confettura di giuggiole è togliere l'ossicino, perché l'ossicino della giuggola è ben attaccato alla polpa, non è come la ciliegia che stacchi tranquillamente, qui c'è un po' da lavorare. Altro prodotto è l'uvetta in brodo di giuggiole, la confettura di zucca, vaniglia e brodo di giuggiole, quindi sia per la colazione o i formaggi. O i formaggi, mentre le ciliegie, L'uvetta. scusami, le uvette possiamo utilizzarle anche per i dolci o Sì, comunque esatto. per l'utilizzo classico dell'uvetta sultanina, Sì. ma con un sapore un po' più deciso e particolare. Esatto. Il brodo di giuggiole è questo, Eccolo il famoso brodo di giuggiole, eccolo qui. il brodo di giuggiole di Arquà Petrarca. Ok. Avanti la tradizione e quindi i prodotti che venivano raccolti un tempo, utilizzati, stiamo cercando di farli riscoprire, quindi i vecchi gusti, i vecchi profumi, i vecchi sentori. Diciamo che la nostra azienda è conosciuta per la raccolta di flora spontanea. Abbiamo la possibilità dal Parco regionale dei Colli Ugani in derogha al regolamento della raccolta di flora spontanea, quindi facciamo ad esempio prodotti come i germogli di pungitopo sott'olio, le sparasine, che è un altro asparago selvatico che cresce noi chiamiamo vegri, quindi zone di bassa vegetazione qui dei colli, altro asparago selvatico che si può utilizzare su frittate, sui risotti, classico con le uova, oppure in abbinamento a formaggi e salumi. Altra chicca nostra sono le cipolle selvatiche, che chiamano anche aglio delle vigne, perché cresce spontaneamente lungo i filari dei vigneti che non vengono trattati in modo pesante da quello che è adesso una moda, diciamo, con tutti i diserbanti o quant'altro. Bene, caspita, quindi sicuramente un punto vendita esclusivo con dei prodotti effettivamente piuttosto difficili da reperire sul territorio, che quindi va assolutamente inserito all'interno della vostra agenda, del vostro diario, per quando organizzerete una giornata, un weekend, una mezza giornata nel meraviglioso borgo di Arquà Petrarca. Adesso io tra l'altro vado avanti a farmi qualche assaggino. Allora, Alessandro ci ha introdotto lo spritz euganeo fatto quindi con la giuggiola. Non potevamo che raggiungere Pino dell'Enoteca di Arquà, colui che ha ideato lo spritz euganeo, che tra l'altro adesso mi degusto alla vostra. Pino, come sei arrivato a questa idea e svelaci qualche cosa di più su questo magico spritz?
Sì, sono arrivato a questa idea per un'esigenza un po' qua del territorio di far fare un'esperienza alle persone che ci vengono a trovare sia dall'estero ma anche qua dalle regioni limitrofe o dai paesi limitrofi, fare un'esperienza del territorio con un prodotto del territorio. Questo nasce proprio per l'esigenza di differenziarsi un pochettino da quella che è la classica bevuta che si fa un po' dappertutto, e abbiamo, avendo dei prodotti di nicchia qui nel nostro territorio, anche per la promozione di questi prodotti, certo, che la base appunto è per prima è la giugiola. certo. E appunto piuttosto noi abbiamo pensato che piuttosto che mettere il prosecco, che ormai si beve un po' dappertutto in tutto il mondo, abbiamo pensato di mettere il moscato fior d'arancio, che è la nostra Doc G qua di Colliugani, come base, quindi un vino dolce che solitamente viene messo come fine pasto, e la mia provocazione da sommelier è stata quella di mettere un vino da fine pasto e metterlo in aperitivo. Però per fare questo ci voleva un ingrediente che andasse un po' a lenire il gusto troppo dolce del moscato e che andasse un po' a amalgamare il tutto, quindi ho inventato questo prodotto che tra l'altro adesso ci stiamo lavorando e credo che per autunno dovremo avere anche l'imbottigliamento. Ah, bene, quindi insomma diciamo che per il momento fino all'autunno Sì. vi consigliamo di venire a trovare Pino ad Arquà Petrarca, all'Enoteca Arquà, perché potete trovare solo qui, diciamo, Sì, lo per il spritz momento- euganeo ufficiale, però potrebbero esserci delle evoluzioni. Sì. E allora, dal Borgo delle Meraviglie, uno dei borghi più belli d'Italia, dall'Enoteca di Arquà, di Pino, e da Alessandro, che invitiamo da noi perché è stato un magnifico cicerone in questa micropillola di Guida alla Sgaia, non ci resta che fare un bel brindisi estivo a noi, alle Giuggiole e ad Arquà Petrarca, e invitarvi a visitare questo meraviglioso borgo. Cin cin a tutti! Cin cin.